Buonasera, ben ritrovati da Marco Angilleri. Parte F Motori, il focus settimanale sul motorsport in Friuli Venezia Giulia. Partiamo con ospite Max Zamparo, presidente del Motoclub Bibbione, perché nel fine settimana ci sarà il trofeo KTM Husqvarna e Gas Gas, mentre il prossimo fine settimana la Night Race Motocross sulla sabbia al sabato e poi il Triveneto di Enduro la domenica. Seconda parte assieme a Fabrizio Martinis, parleremo ovviamente di rally, soprattutto su terra, ma partiamo con una notizia di enduro. Dopo la vittoria a Fogliano, Jonathan Zecchin, pilota del Motoclub La Marca Trevigiana su Husqvarna, conquista anche la tappa di Triveneto Enduro di Grado, penultimo appuntamento della serie che si è corso nella località balneare domenica 10 ottobre. Seconda piazza per Carlo Minozzu, TM 2.50 4 tempi. Il pilota del Motoclub Manzano chiude a soli 8 secondi dal vincitore. Terza posizione per Elia Rigo sulla KTM 2.50 4 tempi. Quarta posizione per Andrea Gava del Motoclub Bibbione Subeta. Da segnalare le buone prestazioni dei piloti regionali, con l'ottava posizione e primo di classe per Christian Murgut del Motoclub Medeot su Husqvarna 125. Andrea Cescon del Motoclub Albatros, che termina al 10° posto, seguito dal 16enne Thomas Bastiani del Motoclub Manzano, 11° assoluto su KTM 125 e primo di classe. Il prossimo appuntamento a Bibbione il 24 di ottobre. Buonasera Max Zamparo, presidente del Motoclub Bibbione, ben ritrovato. Buonasera a tutti voi. Ciao ragazzi. Allora Max, siamo in pieno svolgimento per quanto riguarda il trofeo KTM, Husqvarna e Gas Gas. Partiamo da numeri importanti, record, siamo quasi vicino ai 500 e secondo me è sicuramente la gara più partecipata in Italia nell'enduro nel 2021. Cosa ne pensi? Sì, vorrei dire che qualcuno mi ha suggerito che enduristicamente parlando è la gara più numerosa dopo la 6 giorni, quindi penso sia un successo strepitoso da parte nostra e da parte del trofeo KTM. Non dimentichiamo che un po' l'ha aiutato anche il trofeo Gas Gas e Husqvarna, quindi ben venga, è successone, assolutamente bello. Importante poi in questo periodo vitalizzare una località come Bibbione, conosciutissima in tutta Italia, però è chiaro che siamo in ottobre, perciò portare gente, portare enduristi, appassionati tecnici vuol dire moltissimo in questo periodo. Assolutamente sì, come dicevo la scorsa volta assieme a te che stavamo chiacchierando appunto di questo, noi oltre che essere motoclub e portare la nostra passione un po' in tutta Italia con alcuni piloti, ci teniamo proprio a farlo nella nostra città perché la nostra città vive di turismo, quindi portare un numero così importante in una Bibbione, diciamo con una stagione chiusa, è importantissimo dal punto di vista pubblicitario, dal punto di vista longevo della stagione, ed eccoci qua perché abbiamo fatto numeri importanti. Riempire 5 alberghi dopo la metà ottobre non è poca cosa, e più poi tutte quelle cose che ci vanno attorno, ecco, importantissimo sicuramente. Poi dal weekend del 16-17 si passa al 23-24, si volta pagina, si cambia registro, ma resta sempre l'enduro, la spiaggia, il punto di riferimento, anche se non solo. Direi che di novità ce ne saranno anche parecchie per la prossima settimana, iniziando dal sabato sera. Sì, questo è un po' il nostro punto forte, dove siamo nati parecchi anni fa con tutte queste idee di che cosa fare nella sabbia. Siamo riusciti a trovare il trend giusto, che appunto è lo spettacolo nello spettacolo, dove chi viene in Piazzale Zenith in quella sera trova diverse manche di partenze di motocross, musica, trova droni, trova uno schermo gigante meraviglioso, trova il fuoco d'artificio che poi rallegra un po' tutto nel finale, e quindi rallegriamo un mese d'ottobre. E dicevo, siamo nati un po' con questa cosa perché siamo riusciti a trovare il compromesso fra il divertimento, l'emozione e il motocross, cosa che non sempre si riesce a fare. Siamo riusciti a trovarlo ed eccoci qua, ben come dire,
Soddisfatti di quello che state facendo. Esatto, soddisfattissimi vorrei dire, esattamente, soddisfattissimi. Ecco, parlavamo di sabato sera del 23, Night Race, cambia qualcosa rispetto al passato che lo ricordiamo, non so, i grandi nomi, perché Macorito, Guadagnini, piloti che hanno il primo nell'enduro, sta veramente andando fortissimo a livello mondiale, poi Mattia Guadagnini che ha vinto il GP di MX2, perciò a livello mondiale dei grandi nomi, ma tanti altri piloti che vanno fortissimo, immagino che alcuni ritorneranno, il format sarà sempre quello, a squadre, le batterie, spiegaci un po' soprattutto per il sabato sera, poi parleremo della domenica dell'enduro Triveneto. Ecco, hai detto giusto, abbiamo cambiato un po' il format per rendere ancora un po' più spettacolare questa formula. Allora, diciamo ai nostri amici che ci ascoltano, dove serata circa le 7 di sera, dove ogni motoclub presenterà una squadra, un massimo di 4 piloti, e questa squadra viene iscritta appunto a questa gara in notturna. Ci saranno più manche, divideremo quest'anno, non faremo più una partenza di 50-60 piloti tutti assieme, perché abbiamo capito che è un po' pericolosa la cosa, è un po' troppo... non va bene, e quindi abbiamo deciso di fare delle manche, quindi 30, 30, 30, in maniera tale che più piloti si misurino, e di conseguenza ci sarà la manche A, la manche B, e poi dopo aver fatto per 2 volte consecutivo la manche A e la manche B, arriveremo alla super finale, dove i più bravi si contenderanno i premi e quant'altro. Parliamo di orari, Max. Inizio grosso modo per dare riferimenti agli amici che vorranno essere presenti a Bibione il sabato sera del 23. Tutto parte da circa le 18, quindi alla prima notte che arriva, 18, 18:30, e con appunto, adesso aiutami, faremo la manche, diciamo, dove... Qualificazione, le batterie. Mi scappava il termine, qualificazioni, poi una breve pausa e subito poi si partono con le manche, quindi dalle 18:30 circa fino alle 22:30, tutta una kermesse di moto che vanno e che vengono. Ecco, questo è scollegato, cioè alcuni che magari parteciperanno al sabato sera potranno essere presenti alla gara del Triveneto Enduro, però sono 2 gare separate, 2 specialità anche separate, perché uno possiamo dire sia proprio una gara di motocross sulla sabbia, l'altra o più enduristica come gara, quella appunto della domenica. Esattamente, abbiamo pensato di fare questo in che maniera? Diamo l'opportunità anche a chi si è iscritto al giorno successivo, e quindi per l'enduro Triveneto, può portare la moto in parco chiuso, la può riportare fuori comodamente, e dopodiché aver fatto la gara la riporta in parco chiuso. Quindi diciamo che si scalda per bene le braccia per il giorno successivo, mentre chi vuole il crossista la può fare e poi rimane come ospite a dare un'occhiata a che cosa succede la domenica mattina. Comunque bravi gli enduristi che si mettono in gioco, perché gli aspetta una giornata piuttosto lunga e dura, quindi bravi. Ricordiamo che poi nella gara del Triveneto di enduro molto spesso in passato abbiamo avuto grandi nomi dell'enduro nazionale ed internazionale. Abbiamo parlato sicuramente anche nelle settimane passate, ricordando la presenza del campione del mondo Andrea Verona, ma anche il campione europeo Maurizio Micheluz, un altro che va fortissimo, campione italiano enduro Lorenzo Macorito, e tanti altri, Vanni Cominotto, e immagino che alcuni di loro ritorneranno, anche perché è una gara che dà una certa visibilità, e questo è importante anche non solo per quanto riguarda appunto il puro sport, ma un po' in generale anche per sponsor dei vari piloti. Questo è positivo sicuramente, quello che voi riuscite a dare. Assolutamente sì. Io spero che alcuni dei nomi che hai fatto siano presenti. So per certo che Vanni si sta cercando un bel 450, perché lui è uno smanettone e un amante della sabbia, e quindi spero di rivederlo presto, a breve. Poi sai, ancora i nomi grossi, i nomi importanti non sono ancora iscritti, quindi non posso neanche dire cose che non dovrei dire. Mi auguro che venga il nostro caro amico Verona, oppure Micheluz, ma presumo che siano da qualche altra parte, se non erro. Però vabbè, noi siamo qui, ben vengano, e se non ci saranno loro ci sarà qualcun altro che darà il meglio di se stesso.
E poi ci sarà anche la squadra del Motoclub Bibione, immagino il sabato sera nella Night Race del 23 ottobre. Sì, sì, c'è. Posso solo fare due nomi, gli altri non li faccio perché ancora non è confermato. Abbiamo l'uomo di punta di diamante che è il nostro Andrea Gava, che domenica scorsa è arrivato quarto al Triveneto a Grado. Poi abbiamo un rientro importante che è Matteo Mario, che dopo un paio d'anni che anche lui è diventato papà, quindi è dedicato parecchio alla famiglia e ritorna anche lui. E ci sarà il terzo e il quarto, ma lì non mi esprimo, aspettiamo ancora qualche giorno prima di dirlo perché poi magari non lo vediamo. Comunque sono forti anche quelli sicuramente. Ricordiamo che fa parte del team del Motoclub Bibione, che è la Giorgio Blasic, che sta andando fortissimo sia a livello italiano che internazionale nel motocross, una ragazza veramente volante. Una ragazza volante, un talento inaspettato, un talento meraviglioso. Purtroppo hanno spostato la gara del mondiale, quindi non la vedremo. Noi ci tenevamo tantissimo ad averla, anzi si era già preparata, aveva preparato i fari, la moto, ma proprio qualche giorno fa mi ha comunicato che è stata spostata la gara del mondiale e quindi sarà in Spagna a fare qualcosa di più importante. Prossimo anno magari la vedremo assieme a questi nomi, che vedere una ragazzina di 16 anni che corre e galleggia sulla sabbia non è poca cosa, non è poca cosa. Speriamo che il talento si riveli quello che deve essere. Grazie Max, ricordiamo siamo in pieno weekend con il trofeo KTM Husqvarna Gas Gas a Bibione di questo weekend, poi il prossimo 23-24 la Night Race e poi il Triveneto di Enduro, tutto confezionato sotto il marchio Motoclub Bibione. Grazie e buon lavoro ancora. Grazie a voi e un arrivederci presto. Ciao ragazzi. Buonasera Fabrizio Martinis, collegato con noi da Pordenone, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. Allora Fabrizio, tra l'altro siamo in piena gara perché tu ovviamente in questo fine settimana non ti sei fatto mancare assieme alla Valentina Boy la partecipazione al Rally delle Marche, Race Day, che è una prima mi sembra per quanto riguarda la stagione. Esatto, abbiamo deciso di andare a fare quella gara lì perché abbiamo quelle prime due gare del Race Day, quindi il Marche e poi la gara che abbiamo qui vicino, il Prealpi Terra, per poi valutare se continuare con il prossimo anno a fare quel campionato lì. Spieghiamo agli amici a casa perché alcuni potrebbero pensare che siamo a fine stagione, ma il Challenge Race Day su terra inizia proprio nel periodo autunnale, va avanti in inverno e in primavera, perché possiamo dire che sia un campionato, un challenge del tutto particolare nel periodo in cui viene svolto, ma soprattutto si svolge su un terreno, la terra che tu ami particolarmente, terra che ti ha dato delle belle soddisfazioni nella tua lunga carriera di rallista. Sì, in effetti è un campionato che permette ovviamente a me in primis, ma anche a tanti appassionati della terra di partecipare a gare molto belle perché a parte la particolarità che ha il Prealpi, che è una gara un po', diciamo, tra virgolette, un po' strana perché tanto asfalto, poca terra, divertimento assicurato sia per il pilota che per gli spettatori, eccetera, eccetera, quindi è una gran bella festa, però le gare in se stessa, il Marche, il Val Tiberina che adesso si chiama quella, diciamo, che andrà a far parte del Race Day, Valli del Tevere e il Val d'Orcia sono gare che hanno, a parte prove da mondiale, perché Val d'Orcia ha prove da mondiale, però sono molto interessanti e ti permettono anche di perdere, tra virgolette, poco tempo. A proposito di vetture, vediamo se la memoria non mi inganna. 2011 mi sembra che hai vinto il campionato italiano due ruote motrici su terra, dovrebbe essere 2011, grosso modo comunque erano quegli anni, con una Clio R3C. R3C che comunque anche quest'anno hai continuato ad utilizzare in maniera alterna, perché da una vettura ormai consolidata, con tanti anni così di rodaggio, possiamo dire, sei passato su una 208 Rally 4, vettura nuovissima che tra l'altro abbiamo scoperto lo scorso inverno, proprio durante una fase di test dove siano arrivate appunto le telecamere di Telefriuli. Perciò parliamo di due vetture molto diverse, due vetture che ti hanno dato soddisfazioni diverse al tempo stesso. Sì, ti confermo che il campionato che abbiamo vinto è stato nel 2011, quindi una gran bella partecipazione anche con ottimi risultati. E certo le macchine sono completamente differenti perché una è un aspirato 2000 cilindrata, circa 250 cavalli, ovviamente a trazione anteriore, mentre l'altra è un 1400
3 cilindri turbo con 200 erotti cavalli circa con la flange e tutto quanto, quindi siamo sia nel modo di guidare che nell'erogazione dei cavalli completamente differente. L'R3C nella terra era un po' impegnativa, anche perché con tutti i cavalli che aveva faceva molta fatica a scaricare, quindi diventava un po' impegnativo, anche se tu avevi un setup ottimale di assetto. Era sempre un gran bel andare, però sempre su chi va là, diciamo. Quindi, mentre questa macchina che appunto dicevi, come hai detto te, che abbiamo provato inizio anno e io sono rimasto veramente stupefatto dalle prestazioni, perché alla fine pronti via siamo andati già a una percentuale a circa l'80%, visto il regime di giri che usavamo, le frenate che facevamo, eccetera. Poi l'abbiamo dimostrato, anche se la prima gara è andata male perché abbiamo avuto un problema tecnico, però già pronti via, anche lì era un buon raffronto. Poi abbiamo fatto l'Adriatico e lì si è vista la macchina che è veramente performante in tutto e per tutto, a proporzione di assetto, di freni, quelle cose lì che è veramente. E poi un pregio da non lasciar perdere è il discorso che è una motricità con la coppia motore, eccetera, eccetera, che veramente ti permette di fare bei tempi, e devo essere anche sincero, di divertirti molto mentre la guidi. Ecco, due vetture completamente diverse. L'R3C, per portarla a regime, quanti giri, grosso modo? 6.000, 7.000? Dico una cifra. Sì, se vuoi usarla, diciamo, e avere anche prestazioni, devi aumentare, devi arrivare quasi a 8.000, perché... Ecco, però la Rally 4 208, una gestione completamente diversa, li spinge il turbo, perciò parliamo della metà. Fai conto che se vuoi utilizzare nella coppia, nel range giusto tra cambio e turbina, eccetera, eccetera, quando sei a 4.000 devi già pensare di cambiare anche qualcosina meno in modo di utilizzare la coppia motore. Ecco, sembra quasi che realmente non vada, perché sentendola uno può essere ingannato. Poi ci si accorge anche dei tempi che le cose non sono così. Forse l'impressione dei poco informati, perché la gestione stessa dei giri più o meno ci sono andate vicine dagli 8.000 contro i 4.000, dà un'impressione che poi il cronometro smentisce spesso. In effetti sono due raffronti che non stanno a livello di 4.000, 8.000, eccetera, eccetera, perché siamo a due motori completamente differenti, però a livello di velocità, di quelle cose lì, tutte e due ti dicono la sua e lo capisci. Una arrivi in quinta e senti che chiama un'altra marcia e quindi sai che è una certa velocità, l'altra arrivi in quarta, chiama quinta, senti la turbina che spinge, e quando cominci a vedere i lati della strada, alberi, quelle cose lì che sfrecciano veloci, capisci e intuisci benissimo che c'è un bel po' di velocità anche con quel tipo di motore lì. Fabrizio, tu resti, nonostante tu non sia giovanissimo, comunque anche adesso uno dei piloti più rappresentativi. Questo un po' la dice lunga del fatto che non c'è molto ricambio. Ci sono piloti che stanno andando bene, ma ce n'è pochi rispetto a una volta. Te so forse la testimonianza che comunque ormai macini veramente gare su gare ad alti livelli da tanti anni. Quello grazie per l'età. Ho un po' di esperienza, quindi mi permette anche di far diventare le gare in maniera, non sempre, perché ovviamente non sempre le prestazioni sono performanti al 100%, però sono abbastanza preparato gara per gara, sia nell'asfalto che nella terra, quindi viene, diciamo, abbastanza semplice il tutto. È chiaro che il cambio generazionale cambia un po' anche per il discorso sicuramente finanziario, perché alla fine ci sarebbe sicuramente più di qualche ragazzo o meno ragazzo anche che può dire la sua, però ovviamente con i costi che ci sono adesso diventa impegnativo. Ho qualche figlio di papà che sicuramente viene appoggiato, eccetera, ma magari è figlio di papà ma non ha le possibilità perché arriva fino a un certo punto, e mentre quello che non è figlio di papà però a piede, tra virgolette, ha dei problemi di budget e quelle cose lì che adesso purtroppo con i tempi che abbiamo passato, eccetera, sono sempre periodi un po' particolari. Io sono sempre impegnato a cercare gli sponsor, perché finché posso, oggi mi hai scritto un messaggio, mi hai chiesto quando appenderò il casco al chiodo, e presumo di aspettare ancora qualche anno prima di poterlo fare, perché un pregio che ho e che traendo, diciamo, soddisfazione da quello che faccio è un'ispirazione a continuare sempre a dare sempre del meglio, quindi finché posso farlo lo farò. Ricordiamo, io stavo pensando mentre
ci stavi un po' raccontando questa cosa, che in tanti anni, che tra l'altro oltre a fare il giornalista anche uno speaker, ti ho trovato l'Italian Bahia come concorrente nei rally su terra, nei rally su asfalto, nella velocità in salita, perché ricordiamo che anche lì qualche soddisfazione te la sei tolta con la Mini, mi sembra, la Verzenis e la Chianzutan, quando così da sconosciuto nella specialità ti sei imposto con dei tempi, con grande sorpresa dei vecchi lupi della velocità, proprio la Verzenis e la Chianzutan, è un ricordo anche lì proprio per uscire dal contesto rallistico. Ma come ti ho detto prima, a me piace, specialmente quando prendo soddisfazioni, continuare a cercare sempre di perfezionare, perché alla fine una corsa in salita devi dare a te stesso il tutto, non devi essere aiutato e non sei aiutato da un navigatore, ma è solo la tua testa e come interpreti la strada che vai a affrontare, quindi ritengo sì, ci sarà l'esperienza anche che paga, eccetera, però la salita, ovviamente quando vai contro i solitari, dico io solitari che non è un termine corretto, però è così, e devi sempre aspettarti dei tempi non indifferenti, quindi metterti a gareggiare contro dei solitari per me è una sfida come in tutte le altre gare, però è un po' più particolare perché sei te stesso e basta, sei te la macchina e quindi il tuo cervello, i tuoi occhi, le tue mani, eccetera, eccetera, devono fare il meglio per poter fare un ottimo risultato. Grazie Fabrizio, non so, ci fai fare un saluto anche dalla Valentina Boy che dovrebbe essere lì con te, oppure se n'è già andata, anche perché ti terrà compagnia sull'abitacolo. Sì, eccola qua. Ciao. Ciao Valentina, in bocca al lupo ovviamente per la vostra stagione, ormai te sei rodata, sperando poi di rivederti anche te alla guida, magari in qualche altra gara, non di rally, magari velocità in salita come è successo, ok? Sì. Bene, in bocca al lupo, ovviamente vi terremo e seguiremo questa coppia Martinis-Boy in quella che sarà questa stagione che parte con i race day, ma ci saranno anche tante altre occasioni nel 2022. Grazie ovviamente, sempre in gamba. Grazie a voi, buonasera. Ciao Marco. Ciao. Nero per